Un nuovo strumento di lavoro per uscire dalla crisi. Così si presenta Officina Veneto 2.0, la rinnovata edizione del portale creato dalla Lega Nord che offre con il passaggio al web 2.0 l'opportunità di creare gruppi di incontro aperti a tutti per promuovere proposte ed avanzare idee per uscire dalla crisi. Un portale aperto ai social network, agli imprenditori e a tutti coloro che volessero partecipare attivamente per cercare di trovare una soluzione alla crisi. È proprio per questo motivo che Officina Veneto ha deciso di rendere possibile la partecipazione collettiva da parte di chiunque. In un momento storico come questo, dove la crisi non ha risparmiato nemmeno il Veneto e la sua economia, non basta più l'annuale incontro per discutere di problemi legati al nostro territorio. È necessario un continuo e fitto scambio di opinioni e di idee per risollevarsi. I dati infatti sono impietosi. Il rapporto 2012 di Officina Veneto afferma come la disoccupazione giovanile sia al 20%, un tasso raddoppiato rispetto all'inizio della crisi, come il 70% degli imprenditori non creda nella ripresa e di come le famiglie venete si impoveriscano e cali anche la percezione del benessere economico. Proprio per questo si è reso necessario aprire le porte al Web 2.0, come ci spiega Flavio Tosi, segretario nazionale Lega Nord. Ma questa è una piattaforma aperta a tutti, interattiva, quindi è aperta al contributo ovviamente delle parti politiche, delle parti sociali, delle parti economiche, dei cittadini, quindi sono dati a disposizione di tutti e disponibile anche la proposta. Si chiama Officina Veneto proprio perché non vuole essere un prodotto di partito, ma vuole essere uno strumento per fare delle proposte nell'interesse del Veneto, perché in un momento di grave crisi come questo bisogna andare al di là dell'etichetta di appartenenza, ma cercare di fare delle proposte il più condivise, il più utili e con più possibilità di successo. Quindi lo strumento serve a questo scopo per poi presentare delle proposte da portare avanti in Consiglio regionale, in Giunta regionale o comunque nelle sedi dove i singoli temi andranno poi affrontati.